Assessore Ciambetti, in questi giorni in molte province venete ci sono delle proteste da parte dei dipendenti provinciali che rischiano il loro posto di lavoro e che quindi nel 2015 potrebbero ritrovarsi a casa. Ecco, cosa risponde? Rispondo che purtroppo la normativa nazionale e la legge del Rio, ancora quando venne approvata nell'aprile scorso, già dimostrava dei deficit e delle situazioni che non avrebbero funzionato come poi si è dimostrato. Ad aggravare questa situazione c'è anche la nuova legge di stabilità che pone in capo alle province un taglio insostenibile. Nessuna provincia del Veneto riuscirà a fare bilancio nel 2015 neanche solo con le funzioni fondamentali. Quindi purtroppo c'è una normativa nazionale che sta complicando la situazione, che non sta dando risposte, che rimpalla al territorio, siano esse regioni o comuni, la gestione di circa 1500 persone in Veneto, che sono persone che hanno una professionalità, che hanno alle spalle anche esperienza amministrativa importante e che invece adesso si trovano quasi degli esodati. Predisporremo entro fine anno un disegno di legge che darà dei principi sulle funzioni o meno da mantenere a livello regionale, però quello che manca, ed è mancato clamorosamente nella legge di stabilità, è anche una fase di accompagnamento di queste persone. Ci sono le province del Veneto che invece di avere un taglio sui contributi, che sono già a zero, dovranno dare soldi allo Stato di risorse proprie, quindi la situazione è veramente un caos che, da quanto ho capito, anche chi sta amministrando i vari ministeri in questo momento ha capito che così com'è non può funzionare. Come regioni conferenza delle regioni, quindi al completo, stiamo proponendo delle soluzioni ai ministeri che mi auguro sappiano cogliere per appunto evitare una bomba sociale che può esserci sia per i dipendenti sia per la mancanza di servizi che dal 1° gennaio verrebbero a essere meno. Penso ai ciechi e sordi, penso al trasporto di disabili, penso alla neve sulle strade quando nevicherà, penso al riscaldamento nelle scuole, cose che servono ai cittadini e che il governo ha capito che invece non ha capito che invece appunto sono servizi che le province danno.